Dalla manovra Tremonti del 2010 alle batoste della crisi di finanza pubblica, attraverso la famosa prima spending review di Monti, fino al decreto IRPEF di Renzi. Una serie di sforbiciate ha alleggerito negli ultimi anni i comuni italiani, ma come sempre c'è chi ha sofferto di più. E nella severa classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, Venezia si piazza terza a livello nazionale, prima in Veneto, per un calo clamoroso. In 4 anni un meno 66% ai trasferimenti statali. Un calo di fondi le cui conseguenze, nonostante la legge speciale, sono riconoscibili in tutta la città. Ridurre così i trasferimenti in una Venezia che ha le esigenze che ha, non solo di manutenzione, ma anche di contributi ai privati per le cose, i trasporti, un sacco di cose che ne risentono tantissimo. Dopo Roma e Milano, Venezia è dunque terza con un taglio di 246 euro pro capite e in questa città, dall'equilibrio così delicato, gravata ora anche dall'instabilità politica, con forti tensioni sociali, tutti avvertono lo stato di abbandono crescente. Ultimamente la cosa che abbiamo sentito più di tutto è proprio una Venezia abbandonata in tutti i sensi. Io vivo a Mestre e anche Mestre risente in gran parte di questo impoverimento. Abitando nella zona del centro, la zona è abbandonata. Il sottosegretario alla cultura Borletti Buitoni proprio oggi a Padova torna sull'ipotesi del ticket di accesso anche in vista dell'Expo. Dice, consapevole della provocazione, se Venezia affronta l'appuntamento milanese senza una riflessione vera su questo argomento rischia un'impennata quotidiana di turisti che può metterla in crisi. Serve uno studio ragionato sui flussi turistici e non si può escludere l'ipotesi del ticket modulabile con esenzione a fasce ma che servirebbe a salvaguardia della città.